Alessandro, usiamo questa prima intervista dedicata a Golf in Veneto per spiegare in poche parole ai nostri spettatori che cos'è e cosa fa, cosa offra la rete Golf in Veneto. Beh, Golf in Veneto, come si diceva, è una rete tra imprese, è una vera e propria rete giuridicamente costituita, quindi non è un modo di dire, non è uno stare insieme giusto per così parlare, ma si sono messi appunto assieme davanti al notaio una serie di imprenditori del mondo del golf, quindi golf club, piuttosto che titolari, proprietari di hotel, ma anche di altre imprese culturali, creative, come viene definito dalla regione, appunto, che offrono spettacoli e offerte legate appunto al mondo della cultura. Il tutto per garantire al golfista, che sia un golfista singolo, quindi un rapporto venditore-acquirente, ma che potrebbe anche essere un intermediario, quindi in questo caso parleremo di buyer piuttosto che di agenzie di viaggio, tour operator. Ecco, Quindi vi questo è rivolgete Golf. anche al golfista e al turista del golf Certo, internazionale. certo. Noi abbiamo una serie di mercati di cui avremo modo di parlare prossimamente e su questi mercati di fatto promuoviamo l'offerta integrata di golf in Veneto. Cosa significa? Significa che con un'unica persona, un unico referente, sia esso virtuale che umano, siamo in grado di garantire il green fee per giocare o i green fee per giocare più giorni, la ricettività, quindi i posti dove poter dormire, dove poter cenare, ma anche tutto quello che sta intorno ai campi da golf, tutto quello che viene tecnicamente definito il more e che fa grande il golf in Veneto proprio perché il Veneto è ricco di un'offerta di arte, cultura, enogastronomia, eccetera. Quindi giochiamo e puntiamo molto su questo. Ecco, Golf in Veneto si occupa di creare questo tipo di proposta e di metterla sul mercato. Ecco, tutte queste informazioni si troveranno sul vostro sito che è in fase di rinnovamento con delle novità interessanti, giusto? Sì, noi in questo momento, e mi scuso con chi è collegato, abbiamo dovuto scaricare, tirar giù, come si dice tecnicamente, il sito golfinvento.it perché dopo più di 10 anni di onorata carriera era arrivato il momento di rinfrescarlo, aggiornarlo e lo faremo in grande stile perché doteremo il Golf in Veneto di intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale non che, come so dirsi, di quel tipo che può preoccupare, ma un'intelligenza che accompagnerà, che costruirà tailor-made l'offerta appunto di green fee, di soggiorno, di visite esperienziali, eccetera, il golfista internazionale in particolare. Ma questo sarà oggetto di un'altra chiacchierata. Quindi sia sul sito golfinvento.it, ma anche sui canali social, per cui Sì, su certo, Facebook. e anche sui nostri canali, su TG Plus in Certo, primis. Nel frattempo i nostri spettatori, guardando le prossime puntate, potranno di volta in volta ascoltare e ricavare nuove chicche e informazioni interessanti su Golf in Veneto, su questa rete certo. innovativa e assolutamente inedita nel nostro territorio e non solo. Certo, sì, naturalmente sul profilo Instagram noi stiamo caricando e su Facebook appunto dicevo, carichiamo gli eventi a cui ogni weekend partecipiamo, quindi in giro per l'Italia e per l'Europa in particolare. E in questi eventi utilizziamo l'enogastronomia tradizionale della nostra regione per attirare i golfisti che di volta in volta incontriamo in queste tappe, in queste gare che vengono organizzate con la sapiente regia di Stefano Ghirardi, appunto nei circoli italiani e nei più prestigiosi circoli in tutta Europa. Quasi 110 tappe
in una stagione, quindi qualcosa davvero molto importante, ecco. Fantastico Alessandro, complimenti, buon lavoro, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Elvise, a presto.